Viaggiatori, buongiorno, di nuovo venerdì e oggi con il nostro mitico Luke. Senti? Andiamo a prendere Michela direttamente al lavoro, così partiamo diretti per un altro weekend. Andremo a visitare una città, visto il tempo un po' variabile, non proprio sicuro, e vediamo un po' il da farsi. Non so nelle vostre zone, ma stamattina, qui oggi è il 31 di maggio, qui nell'Alto Vicentino ne è venuta giù tanta, ma tanta, che metà basta, però domani in teoria mettono bello e quindi si parte. Andiamo a prendere la mamma. Andiamo a prenderla. Sì, dai, ciao. È arrivata? È arrivata la mamma, è arrivata! Cosa fai nel mio posto? È arrivata! Oh, che bello uscire così! Dai, non c'è cibo! Viaggiatori, buongiornissimo! Buongiorno! Finalmente una gran giornata. Abbiamo deciso questo weekend di visitare Treviso. Ci siamo appoggiati all'area sosta che è a 10 minuti dal centro, libera e gratuita, con i servizi di carico e scarico, quindi Top! tanta roba. Non ci sono aree a pagamento, ma solo libere, ce ne sono due, ve le lasciamo comunque nei commenti. Stamattina, visto il tempo, giriamo Treviso. Eh sì! Ci vediamo là. Ciao! Acqua spritz obbligatoria, quasi mezzogiorno, sì. E poi riprenderemo a visitare la città. Ragazzi, direttamente seduti sulle mura cinquecentesche che avvolgono Treviso, ci troviamo a Bastione San Marco, che è la punta nord-ovest di Treviso, vicino a Porta Santi 40. Siamo rimasti affascinati dal verde che abbiamo trovato
sia nella parte nord, quindi tantissimo. sulle mura, e sia nella parte sud lungo il Sile. È veramente bellissimo. Una città molto verde, non me l'aspettavo. Assolutamente sì, moltissime le cose da vedere, fra statue, palazzi, chiese, attrazioni all'infinito, storia tantissima, palazzi storici e ovviamente la bellissima Piazza dei Signori, che vabbè, non ve lo sto neanche a dire. Adesso penso che andremo a rifocillare lo stomaco che ci sta, Mi sa di sì, che è mezzogiorno e mezzo abbondante, già con 6 km in saccoccia. Proseguiremo seguendo le mura, andando verso Porta San Tommaso, se non sbaglio, che è il punto di accesso più comodo all'area sosta dove abbiamo il camper. Quindi andiamo verso Porta San Tommaso e vi facciamo vedere poi dove abbiamo parcheggiato. E eccoci arrivati al parcheggio. Una volta usciti da Porta San Tommaso si tiene a destra e in circa 8 minuti si arriva qui al parcheggio gratuito, ricordo. Adesso vi porto in fondo a vedere dove c'è lo spazio per i camper. Quindi si va qui a destra. E proprio in fondo, dove vedete lì, c'è l'area sosta con carico e scarico, senza corrente, ma gratuita per 48 ore di permanenza massima. Quindi grazie Treviso, buonissimo servizio. Ieri sera però era tutto pieno, ovviamente, essendo gratuita, e penso terrà cosa 10 camper Sì, più o non meno. è grandissimo. Il parcheggio qui è immenso. Da dietro c'è la caserma della polizia, teoricamente, o dei vigili urbani, non ricordo. E abbiamo visto che c'erano camper parcheggiati nel parcheggio classico, che è sempre comunque gratuito. Sì. Ci siamo postati qua. Stamattina sono passate più volte i vigili, quindi non ho detto niente. Multe non ce ne sono. Infatti stavo per dire. Quindi penso che a vedere si possa. Ora pappe e poi ci spostiamo. Viaggiatori! È la prima cena in esterna del 2024. Non quindi solo via con il van, ma anche a casa, perché sì, so che il tempo non ce l'ha permesso. no. Quindi la prima cena in esterna. Tanta roba. Siamo nell'area sosta Il Graticolato. Sì. Siamo a Pianiga. Un'area sosta comunale, ma gestita da volontari camperisti, quindi già lì tanta roba. E lo si capisce da come ti trattano, da come ti parlano. Noi abbiamo conosciuto tale Dino, che si è presentato qui stasera per la riscossione del pagamento. Alla fine qui si arriva, ci si apre il cancello in autonomia, ci si appoggia su uno dei 15 stalli disponibili e poi passano loro per recuperare il credito. Costa 10 euro 24 ore, carico e scarico compresi, più 3 euro se ci vuole l'elettricità, quindi 13 euro 24 ore. Secondo me tanta roba. Ci sono i cassonetti della differenziata. Sì. Quindi c'è tutto, nel senso. Si è a 600-700 metri dal centro, a 900 metri da c'è un Prix. E la cosa interessante è che appena fuori dal cancello, proprio appena fuori dal cancello, vi lasciamo un video qui, c'è una doppia stazione di ricarica per bici elettriche da prendere in abbonamento, quindi a consumo, tramite l'app,
che è valida in 10 comuni comunque della zona. Registrandosi si va a 5 centesimi al minuto, quindi sono 3 euro all'ora. Super bello. Usata io super oggi comodo. pomeriggio per andare a fare la spesa e tornare indietro alla modica cifra di 1,20 euro. No, bellissima sta Però cosa. per noi che al momento non abbiamo ancora una nostra bicicletta, Tanta ho roba. voluto provare il servizio molto semplice. Si scarica l'app, ci si iscrive, si mette un metodo di pagamento, noi abbiamo messo il nostro bancomat, semplicissimo. Non è una sponsorizzata, è solo una prova che avevo voglia di fare, quindi vabbè. No, è sempre utile. Secondo Sì. me è molto utile. Se qualcuno come noi non ha un mezzo di trasporto, ci sta. Ci sta. E niente, quindi secondo me ci vediamo al prossimo video e alle prossime mete. Ciao belli!